sentite? Sì, noi vi sentiamo. Voi ci sentite? Sì, Sì. sì, vi sentiamo. È presente l'avvocato Fioramonte di Fiducia. Sì, è presente anche la dichiarante? Presidente, buongiorno. Se mi sente, non so se si sente da questo microfono. Sì, prego. La ringrazio, buongiorno, sono qui in videoconferenza, grazie. Ma non ho capito, è presente la Cerreoni? È presente, l'ha detto. Ah. È presente, sì. No, perché non vi Sì, vediamo, non so come mai, non ci vediamo. È presente il cancelliere, no? Sì, sono presente, la signora in aula si sta accomodando. Ah, va bene. Angela, scusa. Io, signor Presidente, Giannone per Liliana e Antonietta Casamonica. Signora Cerreoni, una cortesia, vorrei che lei ribadisse, perché temo di aver avuto delle difficoltà di comprensione, quelli che sono stati i periodi durante i quali lei ha vissuto a via Portafurba e soprattutto la collocazione tra i civici 55, 57 e 59 dei vari componenti della famiglia, diciamo, di Giuseppe Casamonica. Però l'aveva detto chiaramente, avvocato, proprio. Ho capito, però allora, sì, riepilogo, mi sì, sembra no. di aver capito che Sì. fino al 2005, mi corregga se dico cose inesatte, signora Cerreoni, fino al 2005 la testimone, o meglio, imputata in procedimento connesso e Massimiliano Casamonica hanno convissuto a Piazza Gasparri ad Ostia. Perfetto. Dal 2005 al 2009 a Portafurba, civico 55, dico bene? No. Cioè ha detto No, ha detto 57. 57. No, 5 dove abita Katia? Ho capito. 57. 57, per cui lei viveva nello stesso appartamento dove vivevano i genitori di suo marito, chiamiamolo così? No, perché loro abitavano al numero 59. 59, per cui... E nel 55 chi c'è... Mi scusi, ci abitavamo io e Massimiliano. per cui lei e Massimiliano abitavate al numero 57? Sì. Poi 55 c'era Katia e Giuseppe e 59 i genitori. Perfetto. Questa situazione si è mantenuta fino a che lei non si è trasferita insieme a Massimiliano all'Infernetto, dico bene? Sì. Cosa che si è verificata nel 2011, se non ho capito male. Aspetti, sto facendo... non mi ricordo, mi può rileggere le mie dichiarazioni per favore? Non ne ho la disponibilità, non sono attrezzato come il pubblico ministero. Comunque adesso ha già dichiarato su questo in ogni caso. Va bene. Ma Proprio è stato prima o dopo l'arresto del 2009 di Massimiliano, il trasferimento all'Infernetto? Non ho capito, scusi. Lei si è trasferita insieme a Massimiliano Casamonica all'Infernetto prima o dopo il suo arresto del 2009, il suo di Massimiliano ovviamente? Aspetti un attimo, Ah sì. ma questo adesso non me lo ricordo. Non è possibile leggere la mia dichiarazione? Bene. Un'ultima domanda e poi ho finito.
Lei ha riferito nella precedente sua audizione dibattimentale che durante il periodo nel quale nel 2014 è ritornata a suo dire forzosamente a Vicolo di Portafurba, la presenza di Antonietta Casamonica era particolarmente assidua, malgrado lei svolgesse un'attività lavorativa. Ricordo bene? Ma c'è opposizione, non mi sembra di ricordare questa dichiarazione. Se può, avvocato, cortesemente Se c'è la ci indichi la trascrizione. pagina del verbale e controlliamo. Allora, no, riformulo la domanda. Durante il periodo in cui lei è ritornata a Portafurba, dove è andata ad abitare? Sempre al Civico 57? Ci riferiamo, scusi avvocato, Da febbraio del 2014 in poi? no, dal febbraio, nel maggio. Maggio, scusi. No, cerchiamo di, non ci confondiamo un po' tutti. Quindi dopo l'episodio del sequestro, chiamiamolo Certo. così, tanto per intenderci, come arco temporale. Ha capito signora la domanda? Quando lei... Se me la puoi riformulare? Sì, guardi, il difensore le sta chiedendo dove lei dove ha abitato quando è tornata a Vicolo di Portafurba nel maggio del 2014. Quando sono stata poi sequestrata? Sì, sì, dopo quell'episodio. Dove Sono abitava? andata poi No, dove abitava a Vicolo di Portafurba? Durante il sequestro? Sì, Sì, al vicolo di Portafurba abitavo. sì, ma dove le sta chiedendo il difensore? In quale appartamento? Allora, io praticamente sono stata qualche giorno lì con loro. E Lì poi- con loro dove, signora? Lì con loro dove? A 59, in casa di Antonietta. Ah, poi? Perché siccome praticamente l'appartamento quello dove abitavamo inizialmente con Massimiliano, no? A 57, c'erano le cose della Fazzari e di Noemi Ranieri che l'avevano affittato a loro quell'appartamento in quel periodo. Quindi mi ricordo che loro ci hanno portato lì e siamo stati lì mi pare qualche giorno e poi siamo stati lì al 57, che era poi quello dove stavo con Massimiliano. Ho capito. Ecco, durante questo periodo lei con che frequenza ha visto Antonietta Casamonica a casa? Sempre durante il sequestro, quindi. Sì, e in che orari del giorno in particolare? Gli orari io non me li ricordo sinceramente. No, non pretendo... Lei andava anche a lavorare. Ecco, appunto, con riferimento proprio a questo... Io non so gli orari che faceva lei, però mi ricordo che c'era anche Liliana. Sì, non c'è dubbio. Io volevo soltanto sapere, se lei è in condizione di potermi rispondere, in che periodo del giorno Antonietta Casamonica era a casa? Guardi, lei di solito lavorava la mattina e il pomeriggio, mi sembra, quindi più verso pomeriggio tardi, sera. Ho capito. Lei di solito quando va dal lavoro. Grazie, non ho altre domande. Prego, chi vuole intervenire? Io mi tolgo perché così almeno... Sì, ecco, mi raccomando, qui siamo messi male con i microfoni, quindi quando il nome e la posizione, almeno una delle posizioni, insomma, in modo che così per la registrazione. Io sono l'avvocato Naso, padre, e prima di iniziare il mio controesame, Presidente, due sue interlocuzioni questa mattina mi suggeriscono di fare una puntualizzazione. È ovvio che noi in un controesame dedicato ad un collaboratore di giustizia o per tale quantomeno presentato, si intenda ritornare su domande già fatte, su dichiarazioni già fatte. Ovvio che la finalità di questo ritornare su argomenti già trattati è quello di verificare la coerenza delle... Avvocato, non c'è bisogno che me lo dici. Ecco, allora questo lo dico No, per evitare... Ma non c'è bisogno di dirlo, in ogni caso siccome l'avvocato Giannone era partito con degli elementi discordanti con quello che già la testa ha detto, mi sembrava quantomeno opportuno richiamarlo alla puntualità di quello che è stato già dichiarato. Prego, Perfetto. può procedere.
Cerreoni, buongiorno, io sono l'avvocato Naso. Buongiorno. E sono difensore di parecchi imputati di questo processo. Senta, lei ha detto di aver conosciuto Massimiliano quando era molto giovane, addirittura minorenne ancora. Così lo conferma? Sì, avevo quasi 18 anni, confermo. Quasi 18 anni. In che occasione, dove l'aveva conosciuto? In una discoteca. In una discoteca. Qui a Roma? Non mi ricordo se era a Roma, però sì, l'ho conosciuto in discoteca. E se non era a Roma, dove poteva essere? Già si deve opporre? Che vedevo che spingeva. È passato tanto tempo da quando l'ho conosciuto. Ma il primo amore non è stato il primo amore? Presidente, c'è opposizione a questa domanda. Andiamo al punto. Per me è un punto importante. Cioè una persona che viene qui a convincerci dei suoi ricordi, se non si ricorda quando ha conosciuto il primo amore, io me lo ricordo perfettamente. Non tutti però, avvocato, le garantisco. Comunque, vediamo cosa ci risponde la testa. Appunto, vediamo cosa ci risponde la testa. E vabbè, facciamola rispondere. Quindi non se lo ricorda. Guardi che non ho sentito la risposta. Allora, siccome c'è anche un po' di eco, innanzitutto vi chiedo silenzio assoluto perché l'aula è molto piccola e voi siete tanti, anche se qualche passaggio può anche suscitare qualche momento di qualche sorriso. Però non ho sentito la risposta, quindi vi devo chiedere, come ho fatto l'altra volta, dovete sempre aspettare qualche secondo nell'incalzare delle risposte delle domande, se no non si sentono le code dell'una e dell'altra. Allora signora, se lo ricordo, dove l'ha conosciuto, in quale discoteca, cioè dove era questa discoteca? Questa è la domanda. In verità non mi viene in mente il nome della discoteca. No, il nome no, se era a Roma, chiesto all'avvocato. Il nome della discoteca no, però la discoteca sì, Vabbè. L'ho conosciuto in una discoteca. In una discoteca, vabbè. No, la domanda è se si ricordava dove era la discoteca, signora. Dove? In che località? No, mi ricordo che ogni tanto quando eravamo, diciamo, fidanzati andavamo lì al locale dove lavorava anche Giuseppe, vicino l'Eden. Quello lì sì, ci andavo con lui ogni tanto, via di Infernetto. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Senta, che cosa la colpì di Massimiliano Casamonica? Che cos'è che la... C'è opposizione a questa domanda, Presidente. Attiene proprio alla vita personale della testa, cioè non è che possiamo chiederle i sentimenti, no, attiene un po' alla vita proprio. Allora, lei che cosa la colpì? Non lo so. Io capisco che non mi attribuite particolari. No, è che attiene a una fase della vita completamente diciamo, antecedente a tutti i fatti, a tutte le vicende. Mi sembra di andare a toccare aspetti della vita assolutamente personale della testa senza che questo abbia una rilevanza. Ci sono mille modi per saggiarne la credibilità. Quando questi aspetti li ha toccati rispondendo al pubblico ministero, lei è rimasta imperfetta. No, solo chiesta quando l'aveva conosciuto. Imperfetta. No, avvocato, la prego, non ricominciamo al solito. Però non ricominciamo al solito, mi con la fa solita chiarire qual è solfa. la finalità della domanda? Prego. Allora, la Cerreoni ha dichiarato di aver provato, di aver avuto proprio intendimento quello di far cambiare vita a Massimiliano Casamonica. Se lo ricorda? Sì, certo che me lo ricordo, Credo che forse se ci illustra quali sono stati gli aspetti che lo hanno colpito di quella vita che stava facendo, perché probabilmente quando ha conosciuto Massimiliano Casamonica, già Massimiliano Casamonica un certo tipo di vita la conduceva. Allora vorrei capire se
c'è stato un ripensamento, diciamo, esistenziale anche della Cerreoni, o se la Cerreoni non aveva capito niente di come viveva e di cosa viveva Massimiliano Casamonica. È pertinente la domanda? No, siccome ascolti, avvocato, la testa aveva indicato chiaramente la sua consapevolezza e acquisizione di consapevolezza di quelle vicende. Detto così, sembrava che lei volesse semplicemente sapere diciamo, i suoi sentimenti. Ma se voi mi concedeste quel minimo di credito che lei concede al pubblico ministero prima, accettando sempre le sue domande, se a me me ne concedesse uno diciamo che spicchio, forse le mie domande non sembrerebbero così. No, ma forse semplicemente lei, invece di farne un fatto personale, la riformulasse e lei che lo fa personale, perché come apro bocca io... Avvocato, ma quando mai? Con tutti i processi che ho fatto nella mia vita ne faccio un fatto personale, ma non può essere. Allora, prego signora, può rispondere. Ecco. Allora guardi, io dico la verità, io inizialmente quando ho conosciuto lui mi raccontò, quando era piccolino, no? Che insomma quello che aveva passato con il papà, mi raccontò che lo mandavano a chiedere l'elemosina e poi mi aveva raccontato insomma che lo picchiavano sempre, che gli mandavano a tutti quanti i figli al semaforo per chiedere i soldi. Insomma, tutto questo passato. Quindi inizialmente quando poi colluti queste cose, no? Scuola. E quindi poi da là è anche io avevo voluto, diciamo, che lui avesse fatto un altro tipo di vita, è chiaro, questo è normale, perché io poi avevo studiato e mi sarebbe piaciuto insomma che avesse avuto un altro passato, no? Perché poi io ero molto innamorata di Massimiliano e quindi anche inizialmente poi è nata anche questa cosa, la speranza di riuscire a farlo un po' cambiare, ci ho sempre avuto dentro questo desiderio che lui cambiasse vita. Però inizialmente mi riferisco perché io poi quando lui mi raccontava queste cose mi aveva proprio colpito. Perché anche io ho avuto un passato particolare. Senta, ma quando lo ha conosciuto Massimiliano che età aveva? Io avevo quasi 18 anni. No, Massimiliano. 24, 7 anni più di me aveva. 7 anni più di lei. Senta, ma Massimiliano aveva disponibilità di denaro, aveva una macchina, 2 macchine? Sì, aveva la macchina, certo, lui aveva dei soldi. Ma guarda, io il primo giorno lui mi disse che faceva il ragioniere, quindi io poi per scherzare mi ricordo ancora, glielo dicevo sempre poi questa cosa, no? Quindi perché poi il primo messaggio, io mi ricordo ancora il primo messaggio che mi mandò, che mi scrive ciao bella, con 2 L. E io lì lo prendevo in giro, cioè allora mi sa che non fai il ragioniere. E però poi quando diciamo poi sono andata però a Ostia con lui, di là diciamo avevo un po' di presentimento di quello che facevo, perché poi lì comunque iniziano ogni tanto, venivano anche i familiari, come anche già avevo detto l'altra volta, quindi sa, un pochino stavo imparando a vederli, lui sì che aveva i soldi, poi diciamo la conferma reale di quello che ha avuto, della vita che faceva, l'ho avuta però nel vicolo. Quindi fino ad allora, fino a che non siete andati al vicolo, lei, come dire, coltivava dei sospetti ma non aveva certezze? No, sì, diciamo, io già Ossia sapevo, diciamo, su per giù che faceva, no? Però poi, diciamo, di tutto il resto della famiglia, io non sapevo che era una cosa così, diciamo, di tutti. Ecco, come ho avuto conferma quando io sono andata poi nel vicolo a vivere. Senta. Perché io sì, ogni tanto andavo anche al vicolo, però era più un sospetto. Sapevo sì che faceva qualcosa di illecito, però, diciamo, la conferma di tutta la famiglia ce l'ho avuta poi... Ma adesso a me interessa Massimiliano adesso, quindi lei che sospetti coltivava verso Massimiliano? Presidente, però, chiedo scusa, c'è opposizione, mi sembra che abbia detto che su Massimiliano non aveva sospetti ma certezze, ma sospetti sul resto della famiglia, e poi ha avuto le certezze sul resto della famiglia, così ha detto. Diciamo che ha detto...
sospetti che lui magari spacciasse, no? Qualche cosa. Facciamola precisare così vediamo. Cosa ha detto, signora, scusi? Io ogni tanto mi sente? Sì, prego. Io ogni tanto lo chiamava, no? Quindi poi inizialmente lui magari un pochino si allontanava quando stava mosso, oppure magari scendeva, quindi là poi immaginavi, perché poi giustamente lui i soldi ce l'aveva, quindi fai 2 più 2 fa 4, se questo non lavora come fa ad avere i soldi? E quindi diciamo, però poi appunto le conferme di tutto poi ce l'ho avuto quando siamo andati a Portafurba. Quindi, che lui faceva questa cosa. quindi Però, è corretto dire che quando lei ha vissuto con Massimiliano nei primi anni ad Ostia, a proposito, quanto tempo siete stati ad Ostia? ora non mi ricordo, però fino a quando abbiamo preso quella casa lì a Portafurba. Ma lei ora alla domanda quanto tempo siete stati non è in condizione di rispondere? No, non me lo ricordo quanto tempo, pochi anni, però non mi ricordo perché poi siamo andati, quando loro diciamo hanno preso la casa lì a Portafurba siamo andati. No, perché si tratta di un periodo di 5 anni, signora. Quindi lei 5 anni avvenuti poi 20 anni Presidente, fa. c'è opposizione, ma questi 5 anni come li ha calcolati l'avvocato? Li ha calcolati lei? Li ho calcolati io. Sì. Lei ha detto che l'ha conosciuto, Adesso aveva lei- quasi 18 anni, ha Adesso- detto intorno al 2005 sono andata poi. Allora, adesso glielo ricordo come li ha calcolati No, lei. no, vabbè, vediamo Pagina 10 del verbale del 28 gennaio. Alla domanda quando va a vivere a Portafurba, guardi, in questo momento non lo ricordo, però dopo poco, insomma, dopo un anno, un paio d'anni, concentrando la memoria. Allora il pubblico ministero, perché lei, glielo ricordo, è una contestazione per la memoria, per carità di Dio. Nell'interrogatorio del 27 luglio del 2018, confermando quello che aveva già detto il 4 agosto del 2015, ha dichiarato: ho vissuto in vicolo di Portafurba insieme a Massimiliano dalla fine del 2005 fino al 2012. Quindi se dalla fine del 2005 Presidente, però c'è un circa che l'avvocato non ha letto evidentemente, è chiaramente orientativo. No, 2012 circa, sì. non 2005. C'è un dalla fine del 2005, quindi sarà ottobre, sarà novembre, sarà dicembre, fine 2005 fino al 2012, ma quel che conta è che fine 2005, se si parte da quando si è vissuto ad Ostia, cioè dal 2001, sono 5 anni. Presidente, c'è opposizione perché ha appena detto che l'ha conosciuto che aveva quasi 18 anni, è nata nell'ottobre, nell'agosto 84, quindi stiamo parlando del 2002. 2005 sono 3 anni e non 5, sempre se la matematica non è un'opinione. Vabbè, Per lei è un'opinione, però- perché il 28 di gennaio per lei la matematica diceva questo. Avvocato, però scusi, andiamo al punto. Posso no, no, questo è il punto, ma Presidente, stiamo per chiedendo me alla il te- punto è questo. Sto conducendo facciamo- io il controesame, me lo faccia Sì, ma condurre. lei adesso lo sta dicendo al pubblico ministero, invece dobbiamo Perché fare è un controesame, io sto Allora, però però non deve esserci una polemica fra le LPM, nel senso ha Non fatto si una preoccupi, domanda. non ma si la offende il pubblico No, ministero. non è questo il punto, è che la testa anche si confonde, se lei le fa una domanda poi comincia una lunga sequela di battute l'un con l'altro, lei non sa più che cosa deve rispondere. Posso leggere un Però, passaggio del verbale al quale mi facevo se è una riferimento? contestazione, sì, se è una contestazione, sì, prego. A questa domanda, Prego. La domanda di quanto tempo è stata Piazza Gasparri? quando succede questo più o meno, se lo ricorda, ha detto che ha conosciuto Massimiliano, oggi era 18, quell'altro ieri gli serviva 17 ed è stato 17 anni. Lei è dell'84, ha fatto lo stesso discorso di oggi, quindi diciamo più o meno nel 2001, parole del pubblico quindi ministero, non del- dell'avvocato Naso. e non della testa neanche, quindi a questo punto. Quindi 2001, 2005 Però sono 5 anni. proseguiamo nell'esame Presidente, della però testa, nel controesame della testa. solo perché la domanda poi non diventi nociva.
La teste nell'altra Sono pagato per fare domande nocive? No, domande nocive Poco, no, avvocato. ma sono pagato. No, domande nocive no, Se avvocato, non posso, sono ammesse, mi Presidente, scusi. formulare Cerchiamo l'opposizione. La teste nel corso dell'altra udienza, ecco perché così viene indotto in errore, ha anche riferito che dopo l'acquisto della casa a Portafurba lei rifiutò e andò a Catania Ma per un sì, Ma periodo. cosa c'entra? Ma mi ci fa arrivare a questo? Come cosa Ma c'entra? perché Lei ha parli? detto che è stata a Ostia senza soluzione di continuità. Allora, avvocato. cerchiamo Chi di... l'ha Siamo detto? solo all'inizio della giornata, no? Allora, siccome la testa ha già fatto un'amplissima deposizione, questo è un controesame che terrà conto anche poi nella valutazione complessiva di tutto quello che la testa ha dichiarato, non è che partiamo da zero. Quindi, la testa ha già detto, ha dato delle approssimazioni, lei Io lo sta voglio far richiedendo. emergere, credo che sia Sì, emerso, sì. che di fronte ad una richiesta quanto tempo ha vissuto ad Ostia, cioè in una località ben determinata, ben definita, la testa non è in condizioni di darci una No, ma risposta questa precisa e questa ci siamo arrivati per questa deduzione. è una valutazione che in questa fase non possiamo fare, no? Perché stiamo soltanto facendo un controesame. Se lei me lo Quindi- lasciasse fare, Ma io avvocato- su queste situazioni Allora- avrei poi discusso fra qualche Avvocato, mese quando io le sarà. lascio fare, sta parlando solo lei da quando ha preso la parola, colloquiando col PM, colloquiando con la testa, molta collocando fatica, con me. Presidente, con Ma molta se, fatica. se c'è un'opposizione, sia che la faccia lei, sia che la faccia il PM, il Tribunale deve decidere, quindi su questo mi dispiace, ma deve lasciarmi la parola. Prego, può proseguire adesso. Ma io non sono io che le tolgo, le do la parola, ci mancherebbe altro. Appunto, prego. Magari. Non so, questa risatina penso sia per lei, avvocato, immagino, evidentemente. Prego. Beh, per il per mio lui, magari. spero proprio di sì, grazie. Prego, può proseguire. Allora, Abbiamo anche questo eco molto fastidioso, si riesce a toglierlo? Riprovi a chiedere, ma va da sé che se anche non ve lo dico, quando sentite che c'è l'eco dovete chiedere, no? Non pare che ci voglia molto a capirlo. Prego. ve ne ha fatto cenno il pubblico ministero adesso. Lei non gradisce il trasferimento a Portafurba e va a Catania. Così? Sì. Quanto sta a Catania? Il periodo che sto a Catania? Sì. Quando Massimiliano ha comprato la casa. Io praticamente mi disse, insomma, mi raccontò questa cosa e io non accettai e lo lasciai e me ne andai a Catania. Appena aveva comprato la casa lì nel vicolo. Sì. E Poi questo... sono stata qualche giorno. Poi lui mi è, è venuto lì perché mi aveva detto, insomma, che era innamorato, insomma, che avrei fatto una vita diversa e insomma poi io mi sono lasciata convincere perché ero innamorata. Ecco, perfetto, questo l'ho compreso, l'aveva già detto più volte, ma tutto questo che lei ci ha detto in 30 secondi, quanto tempo è durato? I giorni che sono stata a Catania? I giorni, settimane, mesi? Questo le ho chiesto prima, quanto tempo è rimasta a Catania? Qualche giorno a Catania, non mi ricordo, ma pochi giorni. Ah, quindi pochi Senza giorni. massimo- Sì. Pochi giorni. Perché poi siamo tornati lì. Lui è venuto da mia zia Antonella e... Dove sta mia zia? Senta, quando lei va a Catania, quindi molla Massimiliano perché non accetta il trasferimento a Portafurba, eravate già stati sposati con il rito Rom per come ci ha raccontato? No. Non ancora? Abbiamo fatto successivamente, quello successivamente quando io ero tornata poi lì. E quando praticamente ho fatto il rito Rom mi ricordo che ero incinta di Giuseppe, che è nato lui nel 2006, però loro non lo sapevano. Ero incinta di poche settimane, mi sembra, di un mesetto. Ora non mi ricordo di Giuseppe, quando abbiamo fatto quella festa con rito Rom. Del primo figlio? Sì. Del primo figlio. Senta, mi pare che si è parlato in una delle due udienze in cui lei ha reso l'esame del fatto che suo padre era stato arrestato, è così?
Sì, sì. Ricorda per quali reati? Sì, lui diciamo per tanti reati, in più anche per questa cosa insieme, diciamo lui quando accusarono, ora non mi ricordo se ci fu un pentito che parlò, ma comunque sì, per questa storia lui era legato appunto insieme ai personaggi della banda della Maiana. Oh. Quindi per lei, diciamo, non è stato una, come dire, una rivelazione il fatto che Massimiliano potesse vivere di espedienti o di attività non lecite? Era un'esperienza che aveva già vissuto in famiglia, o sbaglio? No, in che senso? Se mi può formulare la domanda in modo diverso. Caspita. Complimenti, signore. Allora, il fatto che suo papà fosse stato arrestato una sola volta o più volte? Di questa cosa non lo so, No, non... sono sicura. Ecco. Allora lui per questa cosa della banda della Maiana una, poi più volte era stato arrestato. Ecco. Per altre cose. Ecco. Allora, quindi la mia domanda è, lei per sua sventura, per sua sfortuna, e in questo sono assolutamente sincero, è stata costretta a convivere con esperienze di questo genere fin da quando era bambina, è così? Sì. È così, sì. Sì, proprio non ho vissuto con mio padre tutto il tempo, perché lui appunto è stato parecchio in carcere. Ho capito. Invece sua mamma è morta quando lei aveva 21 anni, è così? O 19? Vabbè, insomma, no, poco 19. Dopo... 19 ha detto. 19 anni, va bene. Senta una cosa, Massimiliano, No, però così per la prima volta che lei sappia, quando viene arrestato, si è attivato. Scusi avvocato, si è attivato? Perché abbiamo questo ritorno. Ah, vabbè. No, abbiamo l'ego che disturba. disturba anche me. Sì, tutti. Si stanno attivando, però ancora abbiamo il problema, prego. Allora signora, le ho chiesto se lei sa o ricorda quando Massimiliano è stato arrestato per la prima volta. Insieme con i fratelli quando appunto per associazione nel 2009. 2009. Ha memoria di quanto sia rimasto in carcere in quell'occasione? Guardi, no, il tempo esatto no. No, non esatto, gli dico settimane, mesi, anni. Aspetta, Non me lo ricordo questa cosa, però mesi no. Vabbè. Se ritiene posso ricordarglielo io. Sì. Dovrebbe essere rimasto in galera 1 anno e 10 mesi circa, se il PM me la passa. Quindi diciamo dal 2009 a fine 2010, ottobre. È così? Adesso che gliel'ho detto, se lo ricorda? Sì. Mm. È così. E poi è stato arrestato ulteriormente in altre occasioni? Sì, poi lui dopo successivamente è rientrato con il definitivo. Quindi per la stessa causa per il quale era stato arrestato in custodia cautelare, Sì. diciamo così. Sì, sì, sì. È Sempre così? per questo sì. È così, sì. Sì, sì, è per
Senta, veniamo un attimo a Vicolo di Portafurba, perché ne abbiamo parlato, abbiamo indicato dei numeri civici, eccetera, e le hanno chiesto anche di provare a descrivere la zona. Allora, adesso le faccio una domanda diretta. I Casamonica stavano a Vicolo di Portafurba 55, 57, 59, ho capito bene? Sì, ma anche nella casa loro sì, e poi c'erano anche quelli, diciamo, i fratelli e le sorelle. Oh. Però poi c'era anche la famiglia di Luciano, Sì, sì, Consiglio. ma voglio dire, quindi a Vicolo di Portafurba c'erano anche gli altri civici, 1, 3, 5, 7, 9, 11, fino ad arrivare a 55, è così o no? No, perché poi proseguivano i numeri. Come? Allora, c'erano più numeri civici, io non mi ricordo i numeri civici che c'erano, però c'erano anche tutti gli altri. Ora io non so il numero civico di Luciano, Simone. No, ma non le sto chiedendo questo, le sto chiedendo se i numeri civici 55, 57 e 59 erano quelli proprio perché prima c'erano 53, 51, 49, 47 per arrivare ad 1. Ora. Dove vogliono stare loro? Io no, allora, No, Massimiliano signora, ascolti, non ha capito la domanda. Signora Cerreoni, ascolti, il difensore le sta facendo questa osservazione. Mi segua. Lei ha indicato i civici di dove vivevano gli stretti familiari di Massimiliano, diciamo, no? 55, 57, 59. Ma nel vicolo, in quella stessa strada, c'erano anche tutti i numeri civici dall'1 al 55, mettiamola così, forse la capisce meglio, eh? Sì, c'erano anche altri numeri civici. Prego. Grazie Presidente. Se non avessi lei non saprei come faccio. Allora, era una strada dove era consentita la circolazione veicolare? No, è veramente fastidioso, aspetti, avvocato, perché... Andiamo 5 minuti. Vediamo, voglio sapere se possono risolvere, magari sospendiamo 5 minuti e ripristinano il collegamento se necessario. Proviamo, avvocato, dice se lei prova a parlare, vediamo se ritorna. Sì, io ci riprovo. È così? Sembrava che non c'era, invece c'è. Vabbè, riprendiamo, vediamo se Sì. abbiamo miglior fortuna. No, c'è sempre. Almeno io c'è. Se proviamo a spegnere il suo microfono. Ho spento, però non è che lo posso tenere sempre spento. Perché può darsi un'impedenza deriva dal fatto che sono 2 microfoni aperti. Provo a parlare, sì. Si sente? Non dipende da questo. Sì, spento. No. Secondo me il ritorno c'è un altoparlante e
Comunque avevamo già sperimentato che quest'Aula non andava bene, infatti non... Ma non credo che sia quest'Aula. Però l'Aula Corso non abbiamo avuto questo, così. Poi è differito pure. Presidente, mi scusi, approfitto, Avvocato Sandri presente per la posizione vitale. Sì, grazie. Lo so.